Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Grazie Natalia, buongiorno e buon lavoro a te, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 4 luglio è l'anno del Signore 2026, oggi l'America compie 250 anni, l'America per l'Alfa Romeo è stato un mercato importante sul quale l'Alfa Romeo non ha mancato di ricoprirsi di onore e di rispetto da parte degli automobilisti di oltreoceano, e di vetture americane parleremo nelle prossime puntate. Ma detto questo, io voglio salutare come sempre la signora Giovanna Scaglione, che è già al telefono, e Alex Cereda. Buongiorno a entrambi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei Antonino, ad Alessandro e soprattutto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno e un buon sabato che vi auguro non sia troppo bollente. Ecco, mi sembra un'ottima idea. Alex, allora, oggi noi parliamo di qualcosa che ha a che fare sempre con l'Alfa Romeo, ma soprattutto con Franco Scaglione, ed è un'iniziativa, direi, civica, se vogliamo. Ce la vuoi raccontare? Allora, ve l'anticipo, poi Giovanna vi spiegherà meglio il tutto. Allora, a Franco Scaglione sono state dedicate già un giardino a Torino, nel quartiere, credo San Paolo, mi confermi Giovanna, che è il quartiere dove lui aveva il suo studio. Ricordiamo che Franco Scaglione abitava e aveva anche lo studio e poi era diciamo abbastanza vicino all'officina di Bertone. Sì. Quindi è un posto emblematico. Lì vicino c'è un piccolo parco, che è stato dedicato appunto a Franco Scaglione su richiesta della figlia Giovanna. Non so se sono intervenuti altri club ad appoggiarsi a questa iniziativa. Io ne so poco a riguardo. E l'idea era partire da perché non è solo Torino, da quello spunto, e cercare di far dedicare una piazza, una via, un viale, un giardino qui a Roma al genio Franco Scaglione. Che sarebbe la cosa più bella. Scusa se ti ricordiamo che a Suvereto c'è una targa in memoria di Franco Scaglione dove ricorda dove ha vissuto, credo anche a Firenze ci sia una targa dedicata a lui sotto casa, e quindi l'idea era quella di appunto di dedicare, con l'aiuto dei nostri ascoltatori, a Roma, nella città eterna, un ricordo stradale a Franco Scaglione, e quindi è un'iniziativa che stiamo iniziando insieme a Giovanna, anzi è stata un'idea, una volontà di Giovanna che ho subito abbracciato come idea, come soprattutto volontà. Credo che in una città così importante non debba mancare un ricordo a un personaggio così illustre. Per me sarebbe il massimo della gioia, ecco, perché certamente il giardino che gli hanno dedicato a Torino è un giardino oltretutto molto bello, sono 5.000 metri quadri di giardino, quindi diciamo è anche abbastanza grande, e l'hanno fatto con molto piacere, perché appunto babbo ha lavorato a Torino e tutto quanto, ed è stata anche molto commovente l'inaugurazione, perché hanno mandato i vigili urbani in alto uniforme, e quando hanno poi tolto
diciamo il velo, io lo chiamo il velo, ma è un pezzo di stoffa che copriva la targa con scritto Franco Scaglione designer, eccetera, eccetera, hanno suonato l'inno nazionale. Quindi vi lascio immaginare, io sono diventata la Fontana di Trevi, perché sentire l'inno nazionale suonato in quel momento che dedicavano il giardino a Babbo per me è stato spettacolare proprio, e spero che lui di lassù abbia potuto sentire. Però un giardino, una piccola strada o quello che è possibile a Roma, che è la capitale della nostra amata Italia, sarebbe il massimo per me. No, per tutti. Quindi mi sono rivolta appunto a te, Alessandro, e a Antonino per avere un vostro parere, cioè sapere se è una cosa che si potrebbe prendere in considerazione anche da parte delle persone che ci ascoltano e che ci potrebbero sostenere mandando delle richieste, perché io quando ho fatto la domanda a Torino per appunto sentire se era possibile intitolare una strada a Babbo, mi hanno chiesto: signora, ma non lo so, lei ha la possibilità di raccogliere delle firme di personaggi che non necessariamente devono essere dell'ambiente, ma degli appassionati, perché più firme abbiamo e più la cosa viene presa in considerazione. Ora, non lo so, Alessandro, dimmi te se possiamo lanciare questa richiesta alla radio, a chi ci ascolta. Assolutamente sì, e credo che il nostro Antonino ci potrà dare qualche informazione anche utile. Io prossimamente mi recherò nell'ufficio di competenza qui a Roma per sapere un po' la loro prassi. Però possiamo chiedere al nostro pubblico, amatissimo pubblico, perché io mi relaziono con loro, li invito sempre a chiamare in diretta, non lo fanno mai, però la cosa simpatica è che dopo la trasmissione, nelle ore successive o nei giorni successivi, mi chiamano, mi scrivono per commentare la puntata. E quindi io questa volta chiedo a voi, pubblico, una cortesia, che è una cortesia credo piacevole per tutti, di contribuire alla raccolta di firme. Quindi prossimamente, credo per settembre, avrete le istruzioni su come poter firmare o vi invieremo un modulo necessario per la compilazione della firma, quindi della richiesta, della dedica della via, della piazza, del giardino, di qualunque cosa sia, e più siamo numerosi, come Giovanna ha già ribadito, più abbiamo la possibilità di riuscirci. Quindi significa che dobbiamo essere tutti coesi, tutti invitare gli amici, gli appassionati, e io lo farò anche nei prossimi raduni. Quello sarebbe bellissimo, perché sai, nei raduni penso ci siano parecchie persone che potrebbero accettare già e potergli far firmare questa, che poi è una richiesta semplicissima, perché basta scrivere: io ho sottoscritto chiaramente Mario Rossi, abitante A, logicamente quello va scritto a Milano, a Roma, dove abita. Chiedo rispettosamente all'ufficio toponomastica di Roma. Chiaramente io in questi giorni ci ho pensato, forse l'ufficio toponomastica non sarà uno solo, perché Roma, essendo così grande, avrà delle aiutami Alessandro a trovare il termine esatto, varie sedi. Magari voi come siete messi? Non siete in rioni, siete in
Municipi. Municipi, quartieri. Sì. I municipi, ecco. Quindi credo che ogni municipio possa avere la sua sede della toponomastica. Sì, ma c'è una sede centrale, o almeno fino a qualche anno fa, che non è distante da casa mia. Quindi che è distante per le distanze di Roma, perché dire 2-3 chilometri a Roma significa dietro l'angolo. E chi abita in una città metropolitana lo sa. C'è un ufficio vicino Bocca della Verità che una volta era preposto, anzi a Circo Massimo, vicino a Circo Massimo, dietro la Bocca della Verità, la famosa mascherone con la Bocca della Verità, c'era un ufficio preposto generale per queste richieste. Lo so perché tanti anni fa mi ero informato per un altro famoso personaggio, era Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, a cui poi si riuscì, perché comunque non personalmente, io andavo a informarmi, però credo che i figli e comunque tanti altri appassionati riuscirono a fare questa raccolta di firme. Ricordo che io partecipai via internet compilando un modulo, adesso non ricordo, sono passati un po' di anni, e come feci, quindi se l'ufficio è sempre quello, ho già un indirizzo, altrimenti chiedo ad amici e conoscenti l'ufficio preposto principale, così andiamo a cuore del... Oppure possiamo fare un'altra cosa. L'altra cosa è che io in settimana telefoni a Fabrizio Santori, che è il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Roma, l'onorevole Fabrizio Santori, e potremmo chiedere a lui di introdurre, di presentare una mozione in Consiglio Comunale per chiedere l'intitolazione di una via a Franco Scaglione. Benissimo, benissimo. Questa, vabbè, verrebbe dalla Lega, per carità, però potrebbe essere tranquillamente un'iniziativa bipartisan, perché Franco Scaglione appartiene a tutti gli italiani, a tutti gli alfisti, quindi non è una questione politica. Assolutamente no. Io sentirò Fabrizio Santori, magari vediamo se riusciamo ad averlo sabato prossimo in trasmissione, non lo so, questo non ve lo posso promettere, però io posso promettervi questo, che parlerò con Fabrizio Santori e vedremo se potremo fare questo in quel di Roma. Aggiungo un'altra cosa, io mi rivolgo adesso a Giancarlo Poli, a tutti gli amici del gruppo El Garage in quel di Crema, perché il gruppo del Garage in quel di Crema può avanzare questa richiesta non solo a Crema, ma anche a uno dei suoi componenti, il sindaco di Ripalta Guerrina, che è Luca Guerrini, che è un alfista, il quale da sindaco potrebbe chiedere di deliberare l'intitolazione di una via, piazza, largo, quello che volete, a Franco Scaglione. Quindi a maggior ragione, Giancarlo, se ci stai sentendo, possiamo tentare questa cosa qua. Poi vedremo se possiamo fare la stessa cosa su Milano, magari parlando con i gruppi consiglieri della Lega, o magari anche in Liguria. Ne parleremo con gli amici che se ne occupano nelle Cinque Terre o a Genova, vedremo. Però intanto su Roma possiamo tentare questa cosa qua, e su Ripalta Guerina. Poi vediamo che cosa viene fuori da tutto questo. Però io invito i nostri ascoltatori, mi raccomando, fate richiesta anche nel vostro comune, perché per legge devono essere passati più di 10 anni dalla morte dell'interessato. L'interessato è morto da circa 30, per cui... No, 33. Il 19 del mese scorso, 19 giugno, era la data in cui è morto, e sono esattamente 33 anni, quindi un numero mitico, ricorda le 33 da lui progettate. Ecco, per cui io credo sia venuto il tempo di fare questa richiesta e vedremo un po' che cosa verrà fuori. Vediamo, tra i nostri ascoltatori c'è un altro alfista che è il senatore Claudio Borghi, magari si interessa pure lui in quel di Como, chi lo sa. Comunque, vediamo intanto di partire da Roma e poi si vede. Roma sarebbe proprio la cosa più bella per me, ecco. Va bene, vediamo che cosa viene fuori. Sul solito discorso, dobbiamo
fare in modo che l'Italia diventi sempre più una nazione non bella, perché bella lo è di suo, non abbiamo bisogno di dirlo a nessuno, ma che abbia quella maggior risonanza all'estero. Noi siamo sempre lì con la testolina un pochino bassa, mentre Roma, pensiamo a cos'era Roma ai tempi dei Romani e cerchiamo di rientrare in quell'ordine di idee, l'Italia e l'Italia. È inutile che vengano a dirci cosa dobbiamo fare. Cioè, Su per questo carità, siamo ampiamente essendo nella d'accordo. comunità europea, noi dobbiamo logicamente seguire tutti quelli che sono i dettami della politica attuale, ma per certe cose, come può essere il fatto di avere avuto, e perdonate se parlo di mio padre in questo momento, ma lo è, anche una genialità che all'estero non è stata così frequente. Ecco, in tutta l'Italia noi abbiamo avuto dei geni incredibili sotto tutti i punti di vista. Il design è nato in Italia e il design automobilistico ha avuto i maggiori esponenti proprio in Italia, italiani in Italia, e tutto il mondo, tutta l'Europa si è ispirato o ha chiesto la collaborazione di questi geni che hanno reso belle la macchina anche americana. Certo. È una cosa molto importante, quindi bisogna ricordarla. Questo sicuramente, che è la cosa più importante, per cui mi pare abbastanza evidente, noi rivolgiamo questa petizione a voi tutti, cari ascoltatori, 340-670-9659 oppure 0292947222, se volete essere dei nostri e se magari anche voi volete dare un contributo a chiedere nel vostro paese, nella vostra città, l'intitolazione di una via a Franco Scaglione, che mi sembra un doveroso omaggio a un grande uomo del design italiano che ha illustrato la patria, come dice la Costituzione, ha illustrato la patria in maniera più che dignitosa. Quindi a maggior ragione sarebbe il caso di dargli il giusto spazio e dargli come possiamo dire, il giusto rilievo. Allora, si sono fatte le 9:56 e 8 minuti. Alex, adesso la prossima settimana che si fa? Prossimamente avremo un ospite interessante, nel senso che tutti i nostri ospiti sono personaggi particolari che noi crediamo. In questo caso il figlio dell'attore Maurizio Merli, famosissimo artista anche nella vita privata, e che ha incarnato la figura del poliziotto stuntman, anche perché girava le scene pericolose lui personalmente. Avremo con noi il figlio, che è un brevissimo attore, un regista, ha anche girato già un cortometraggio sulle auto storiche e girerà prossimamente un film sempre dedicato alle auto storiche. Ho già messo a disposizione la mia Giulia del 66 e lo avremo come ospite qui in trasmissione, quindi ci racconterà sicuramente qualche aneddoto del padre, il suo lavoro e la passione che è continuata. Il papà era appassionato di Alfa Romeo e Jaguar, quindi una passione motore che si è tramandata da padre in figlio, un personaggio che ha fatto sognare tutti noi. Io ricordo da bambino andavo a guardare quei film al cinema il sabato pomeriggio. L'idea della polizia, allora c'era più rispetto per le istituzioni, era affascinante. Io poi abitavo di fronte alla questura della mia città, conoscevo tutti i personaggi perché venivano al nostro bar a prendere il caffè, si erano amici, e ammirare queste Alfa Romeo che vedevo correre sia in strada lì davanti a casa mia che nei film non faceva altro che inebriarmi totalmente. Quindi per me è una grande gioia, un grande pregio avere con noi un ospite come Maurizio Merli, figlio dell'omonimo appunto Maurizio, il papà. Esatto.
È una cosa Allora, veramente bellissima. decisamente. Allora, io voglio ringraziare entrambi per questa puntata di oggi. Che dire Io di più? ringrazio voi e spero che la cosa riesca a svilupparsi nel tempo e un giorno avere la soddisfazione di dire ce l'abbiamo fatta. Ma Sicuro. sì, E siamo avere una fiduciosi. strada intitolata a Babbo. Bene. Molto bene. Allora, grazie Non a so come tutti. ringraziarvi, Grazie. come sempre, voi che mi date questo spazio e soprattutto tutti quelli che ci ascoltano. Con tutto Ma il cuore, figuriamoci. davvero. Sei la nostra opinionista, Giovanna, quindi potrai intervenire quando vuoi. Grazie, grazie di cuore. Veramente. Allora, noi chiudiamo qui, adesso sigla e poi Centro Ronchi. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana o, se preferite, lunedì alle 18:15 trattabili con la puntata numero 1228 di Zoom. Grazie a tutti, buon weekend e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Giovanna Scaglione, Alex Cereda e Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.